Ragazze, datemi il mio vestito. Ma dove l'avete nascosto? Ma se l'hai sotto gli occhi. E poi chi vuoi che ti veda? Non c'è più un giovanotto a un raggio di 10 chilometri. Tutti alla guerra. Ma io ti mettermela. No, Pensi a Franco, vero? Sì, anch'io penso sempre al mio fidanzato. Dovevamo essere già sposati e invece... Mirella, venite su, è tardi. Sì, Luisa, è tempo di vestirci. Torniamo subito. Pronto? Pronto? Pronto, Claudio? Claudio, sei tu? Pronto? Pronto? Pronto, signorina? Signorina, hanno chiamato qui, Villa Marino 25. No? Ma è sicura? Va bene, grazie. La campana fa tondino ed il gallo chicchirichì. Mezzo suonato sono in piedi già. Mamma, mamma la messa va per chi prega di questo dì. La Madonnina qualche grazia fa. Dorme amore, il sole spunta già. Din don din don din don, il mare desserà. Madonnina, se volessi tu, la mia Nina non dolirebbe più. Aspettate un Guarda che bella torta ti ha preparata la mamma. Oh, Luisa, grazie. Ma ti pare? 18 anni si compiono una sola volta nella vita. Anche 10 si compiono una volta sola, mamma. È perché a me non fa... Perché? Perché tu vai subito a metterti il vestitino. Sì, vado, Anche vai. voi, se volete pettinarvi e cambiarvi. Sai, Luisa, Fausta e i genitori partono anche loro. Me l'ha detto Fausta adesso.
Tieni, cara, è per te. È il nostro regalo, mio e di Claudio. Sperava di avere una licenza dopo tanti mesi per dartelo lui stesso, ma per me. Luisa, una sorella non mi vorrebbe il bene che mi vuoi tu. Lo meriti. E adesso su, a vestirti anche tu. Ma non hai voglia di metterti l'abito nuovo, cognatina? Io al mio primo abito scollato ero emozionata come se fosse stato il mio vestito da sposa. Che buona questa! Che bella! Che bella! Che Splendida, Clara! Sei carina veramente. Che bel vestito che hai, Sei veramente bella! Se ti vedesse Franco. Una marcia Ah, trionfale. sì, cosa ci suoni per la tua festa? Primavera di baci, ho indovinato? Sì, Clara, sono sempre quello. Sentiamo. Sentiamo, brava. Primavera di baci, di carezze depresse, non ritorna mai più, come un sogno se ne va, la gioventù, la bella età. Primavera di baci, di carezze depresse, non ritorna mai più, come un Aspettami qui, sì, sì? la bella età. Primavera di baci. Oh, Franco, non speravamo di vederti. Ma, Luisa, cos'è una festa? Da un ballo? Franco, è il compleanno di Clara. Ah, l'avevo dimenticato, povera Clara. Cosa c'è? Brutte notizie? Sì, Luisa, molto brutte. Claudio, è ferito. No, suo marito sta bene, ma non è riuscito a telefonare, le linee sono interrotte. Lassù è l'inferno. Il fronte ha ceduto e il nemico avanza. Claudio mi ha mandato a dirle di lasciare la villa e di rifugiarsi a Padova. Come? Lasciare la casa, così? E subito, Subito. all'istante. Prendete il denaro, i gioielli e andate via con qualunque mezzo, a piedi anche. Ma stanotte stessa. Ma questa è una fuga. Sì, Luisa. Tutto è accaduto così all'improvviso. E questa era la disperazione di suo marito. Si pentiva di averle fatte rimanere qui. Bisogna avere coraggio, Luisa. Sì, coraggio ne ho. Vieni su un momento. Grazie, non posso. Ho i minuti contati. Vuol chiamarmi Clara? Ah, sì, te la mando subito. Accomodati di là. Clara! Come sei bella. Questo vestito ti sta a meraviglia. Franco, che sorpresa. Non potevi farmi un regalo più gradito. Pochi istanti, purtroppo. Perché? È successo qualcosa? Luisa era tutta sconvolta. Sì, poi ti spiegherò. Ma prima parliamo di noi, Clara. C'è così poco tempo, io non voglio lasciarti senza prima averti detto... Dimmi. Ecco, anche se dovremo stare molto senza vederci. E qualunque cosa accada, nella mia vita non ci sei che tu. Tu sola. Parli come se dovesse succedere chissà cosa. C'è la guerra, Clara. E ognuno di noi è legato al suo destino. Ma la guerra dovrà pur finire, no? E io t'aspetterò. È la parola che volevo sentire da te. Come potevi dubitare? Mi raccomando, andate dritti a casa, fate presto!
Benvenuti, Clara! Il cappello! Bianca, presto! Non dire nulla. Rimani così, Clara. Bella e sorridente, come voglio ricordarti. Hai preparato la tua roba? No, non ancora. E che cosa aspetti? Per l'amor di Dio, non abbiamo tempo! Forse è un guasto. No, no. Ho paura che sia troppo tardi. Mirella! Mirella, tesoro, stai buona. Sono qui, tesoro, non aver paura. È il temporale, cara, sono i tuoni. Non aver paura. Aspetta. Andiamo via! Andiamo via! Andiamo Clara, via! Clara, non urlare! Andiamo via, presto! Non perdiamo più tempo, andiamo! Sbrigati! Scappiamo! Giovanna! Giovanna! Marco, lascia stare le bestie. Fuggiamo, sono tutti andati via. Siamo rimasti solo noi. Senza le bestie, mamma, moriremo di fame. E già avrei scritto. No. No. Bigliacchi. Brzo, idete tamo. Da, comandante. A vigore. Da, zapovedniče. Idi, Carlo. Idi. Drugovi. Ovdje ima jeda. Pazite, može biti zasjeda. To su skotovili u našu čast. Dobro. Pazite.
Drugovi, tu možemo piti. Šta je? Ovdje je neko saskriven. Marko! Nije lijepe djevojke! The
Chi è quella ragazzina? È uno dei miei fantasmi. Come? Sì, lei, la cognata e una nipotina sono profughi. Mi ospitano nella mia villa. È come se avessi 3 fantasmi per casa. Sono sempre sole, mangiano appartate e salutano appena. Mi mettono una tristezza addosso. Non ce li hanno mandati per tenerci allegri. Amici miei, sono venuto da voi con tutto il cuore, ma con poche ore di permesso e nessun programma preparato. Perciò, comandate. Ditemelo voi cosa vi devo cantare. Primavera di baci. Primavera di baci. Primavera di baci, maestro. Primavera di baci, di carezze d'ebbrezze, non ritorna mai più, come un sogno se ne va, la gioventù con la bella età. Non ritorna mai più, come un sogno se ne va, la gioventù, la bella età. Ha visto? E questa è la più normale. L'altra, la cognata, mi mette quasi paura. A volte sembra addirittura una pazza. Dottore, è proprio sicuro. In teoria un errore è sempre possibile, ma in pratica sento di poter dire con certezza che lei è in stato interessante, anche se da poco. Non si tratta d'altro, si rassicuri. Cosa, si sente male? Sì. Si accomodi. Grazie. Non vorrei essere indiscreto, ma ho l'impressione, non so, forse lei non si aspettava. No. No. Non me l'aspettavo. Capisco, ma non bisogna farne una tragedia. Già. Non bisogna farne una tragedia. Che bella bambina. Come ti chiami? Non vuoi dirmelo? Ah, sei in collera perché ti hanno lasciata sola, eh? Non può rispondere, signore. È muta. Muta. Oh, poverina. Ma ci sente, capisce? Non si sa bene. A volte sembra che capisca tutto, a volte no. Le manca la memoria, non riconosce nessuno. Ma è nata così? Oh no. No, fu lo spavento di quella notte in cui i nemici invasero la nostra casa. Una notte orribile. Cosa accadde? Non ricordo bene. Quando arrivarono i soldati io caddi svenuta. E quando rinvenni mi ritrovai con lei e mia cognata in un bosco. Eravamo riusciti a fuggire. Non saprei dire neppure come. E di tutto quello che è successo prima non ho che un ricordo confuso. Mi pare che... Basta! Sempre a interrogare, a chiedere. Ma che cosa volete sapere? Perché mia figlia non parla più? Sì, sì! È stato lo spavento di quella notte! Ma non parlatene più, per l'amor di Dio! Non parlatene più! Mirella, vieni via con me.
Che vi dicevo io, pazzo? Mi dispiace. Andiamo, andiamo. Buonasera. Buonasera, signorina. Buonasera. Luisa, ma cos'hai? Ti senti ancora male? Volevi andare dal dottore, ci sei stata? No, non ci sono stata. Non ho bisogno del dottore, sto bene. Mirella. Mirella, parla. Sono la tua mamma. Non vuoi proprio riconoscermi? Mirella, di mamma. Su, da brava. Mamma. Povero figlio mio. Signora. Avanti. C'è una chiamata per lei all'ufficio telefonico, è suo marito. Mio marito. Grazie. Ferito. Sei stato ferito, ma è grave? Guarirai, davvero guarirai. È la verità, me lo giuri? Io? Sì, sto bene. Anche Clara. Mirella? Sì, anche lei sta bene. Oh, sì, è stato tremendo. Siamo riusciti a fuggire, non ti dico come. Di notte attraverso il bosco. Ma ora il peggio è passato. Come? Colpa tua? Oh, ma cosa dici? Quando vieni a trovarmi? Come? È possibile venire a trovarti? I parenti possono venire, non siamo in zona di guerra. Già, ma ci vorranno dei permessi. Ma informati. Sì, mi informerò. Sembra quasi che sono fuori. Sì, che voglio vederti, certo. Mi nascondi qualcosa? No, non ti nascondo nulla. Pronto? Pronto? Sì, addio, caro. Sì, un bacio per Mirella, ho capito. Addio, amore. Ciao, A presto, addio. Ecco, signore, è arrivata. Arrivederci e tanti auguri, è lassù. Grazie, signorina. Arrivederla. Vorrei volare, vorrei volare, vorrei volare in braccio alla mia bella. Vorrei volare, vorrei volare. Luisa! 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 Claudio! Claudio! Prendi il fucile e vattene dalla frontiera. Prendi il fucile e vattene alla frontiera. Là c'è il nemico,
Luisa. Claudio. Non piangere. Guarirò. La guerra finirà e ricominceremo a vivere come prima. Come prima. Sì, sì, come prima. E Mirella, Clara, come stanno? Bene. Non hai potuto portare Mirella con te, vero? No. Peccato. Avevo tanta voglia di rivederla. È cresciuta. Dimmi, parlami di loro, di te. Raccontami la nostra casa. Non ho più saputo nulla. Chissà cosa ritroveremo. Dimmi, come siete riuscite a salvarvi? Al fronte si raccontavano cose spaventose. Case bruciate, donne uccise, seviziate. Quando ho saputo mi è sembrato di impazzire. Che fosse accaduto a te quello che è accaduto a tante altre. Che cosa avresti fatto? Non lo so. Quello che so è che sarebbe stato tutto diverso. Mia moglie. Oh, non sarebbe stata più la stessa donna per me. Eppure... Sì, hai ragione. Ma tu non puoi capire. Per un uomo è diverso. Ma per fortuna è inutile che parliamo di questo. Già. È inutile. Dimmi, come vi trattano laggiù? Bene? Non vi fanno mancare nulla? No, no. Non ci fanno mancare nulla. Perché piangi? Luisa. Lasciami stare così vicino a te. Ho tanta paura. Paura di chi? Paura di perderti. Ma cosa dici? Fra 20 giorni, un mese al massimo, potrò riprendere a camminare. Me l'hanno detto tutti i medici che mi hanno visitato. Claudio. Claudio, non è questo. La verità è che io... Tu? Io... Tu? Te l'ho detto, non voglio perderti. Non voglio perderti. Mazzolin di fiori, se vien dalla montagna, e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare, e vada ben che non si bagna, che lo voglio regalare. Non voglio perderti. Non voglio perderti. Non voglio perderti. Non voglio perderti. Bambina, mia piccolina, dicevo a lei così, sempre così. Bambina, tu sei bellina, e io sarò per te, sempre così. Desidera? Scusi, la signora Rosa. Ah, la signora Rosa. Al primo piano. Grazie. Bambina, mia piccolina, dicevo a lei così, Bambina, mia piccolina, ti amerai così. Bella roba, eh? I marista al fronte e loro... Ieri è venuta la questura. Mi sa tanto che la signora Rosa e le sue clienti, uno di sti giorni le finisse in galera. Saria ora.
fosse accaduto a te quello che è accaduto a tante altre. Mia moglie non sarebbe più la stessa donna per me. Che cosa vuol fare? Si calmi, signora, andiamo via di qui. Venga via, su. Signora, lei che è donna deve capire che cosa abbiamo passato, quello che abbiamo sofferto. Che cosa significhi vedere la propria casa invasa, distrutta? Cosa significhi per una donna essersi trovata alla mercé della soldataglia nemica e averle subito la violenza? Vuol dire che lei, signora... Sì! E non basta! Devo anche portare dentro di me come un marchio infame le conseguenze di quella violenza. Quando ci penso, vorrei nascondere la faccia sottoterra. Povera donna. 1000 volte al giorno ringrazio il Dio che mia figlia sia muta e non possa domandarmi: mamma, che cos'hai che pensi? Dovrei risponderle: penso che sono una maledetta fra le donne. Coraggio, figlia mia. Ne avrò del coraggio. Affronterò la morte con gioia. Dottore, se muoio non me ne importa nulla. Ma questo essere concepito nell'odio non deve vedere la luce. Signora, che cosa dice? Voglio essere liberata immediatamente. Se lei, dottore, non si sente di darmi questa liberazione, la morte me la darà. Questa donna è fuori di sé. Sì, la sua ragione è molto scossa, è evidente. Signora, noi siamo qui per portarle aiuto, per darle tutta la nostra amicizia, la nostra pietà. Se la contessa, come è probabile, non desiderasse più ospitarla, lei rimarrà in questa casa come una figlia. Avrà da noi tutte le cure. Non sarà mai abbandonata, neanche il giorno in cui... Ma che dice? Dio, ma che cosa dice? Dico che perché lei ha sofferto della brutalità umana, non ha il diritto di proporsi né di spingere altri a compiere un atto delittuoso. Un atto delittuoso? Ma non sarebbe maggior delitto spingermi alla morte? O costringermi a dare la vita a un essere che non può, non deve vivere? Oh, ma se nasce, con queste mani, se nasce, l'ucciderò. Ma lei bestemmia. No, non bestemmio. Pensate che ho un marito che mi ama e che un giorno ritornerà. Non basta dovergli dire che sua figlia è muta. Volete pure che gli vada incontro con in braccio il figlio del nemico? Ma io lo sento che divento pazza. Cerco di sottrarmi alla cosa velenosa che è in me, che ogni giorno prende maggior forza, ogni giorno mi invade di più. Dottore, è un cancro vivente che io porto in me. Toglietemelo, liberatemene o mi ammazzo. Se mi convinco che come uomo e come medico sono autorizzato a interrompere il corso degli eventi, non è detto che io non possa farlo. Non dirmi
che oseresti intervenire. Le condizioni fisiche e mentali di questa donna giustificano il mio intervento. Sarei desolato se per seguire la mia coscienza dovessi perdere la tua amicizia, un'amicizia che mi è preziosa. Ma io devo tentare tutto, per salvare la sua ragione e la sua vita. E così farò. Non si infrangono impunemente le leggi divine. Tu oseresti uccidere un essere umano. Per me questa donna è malata. Se fosse fisica, tu sai che sarebbe ammesso ogni intervento. Ebbene, questa donna è ugualmente malata, anzi è psicopatica. Continuare così, nelle condizioni di oggi, vorrebbe dire mettere a repentaglio la sua ragione e la sua vita. Probabilmente la creatura concepita nella violenza sarà una normale o un degenerato. E la madre? Guardala. La madre finirà al manicomio o al cimitero. Allora senti, noi siamo vecchi amici, non è vero? Ebbene, con tutto l'affetto, con tutta l'autorità che ho, io ti prego, no, ti comando di desistere dal tuo proposito. E ricordati, l'azione che stai per compiere non è solamente immorale, è anche illegale. Quanto a me, farò il mio dovere. Sta bene? E io farò il mio. Che sarà quello di pregare per loro. Signora Contessa, la signora Luisa ha detto che ringrazia molto, ma non scende. Vai pure. Al solito, non si degna. Se permette, Contessa, vado io. Ma ci provi anche lei. Oh, eccoli i zampognari. Avanti, avanti. Buonasera. Oh, ma su, è la notte di Natale. Sono tutti giù. Perché non scendete anche voi? Grazie, signora, lei è molto buona, ma preferiamo rimanere qui. Beh, io non insisto. Ma così lei non fa che aggravare il suo male. La signorina almeno potrebbe scendere. Avevamo deciso di farle fare la distribuzione dei doni e di farle mettere Gesù bambino nel presepe, dopo la mezzanotte come la tradizione. Se vuoi, vai pure. Andiamo. Signora, mi scusi, vengo su subito. Mi aggiusto un po'. Va bene, ma l'aspettiamo, capito? Buonanotte, signora, e buon Natale. Buonanotte, signora, grazie. Luisa, cosa voleva dire quando ha parlato del tuo male? Nulla. Forse alludeva alla nostra situazione. No, ha parlato del tuo male. Tuo soltanto. Luisa, perché me lo nascondi? Di qualsiasi cosa si tratti, io non sono più una bambina, voglio sapere. Hai ragione. Non posso, non devo più tacere. E poi, prima o dopo. Clara, il mio male. Ma non ricordi nulla di quella notte quando la nostra casa fu invasa? Oh, non parlarne più. Non voglio più ricordare nulla. Svegli, solo questo so. E quando riapri gli occhi, tu e Mirella eravate accanto a me. Ma ora tutto è passato. Perché ne riparli ancora? Perché? Perché è stata quella la causa del mio male. E anche del tuo, ma il dottore non ti ha detto nulla. Sì, quando mi visitò mi fece molte domande. E io non capivo perché. Povera Clara, innocente, ma come dirti? Con quanta brutalità devo aprire i tuoi occhi alla vita. Anche su te è caduta la disgrazia. Clara, sei madre. Il dottore se n'è accorto quando ti ha visitato e me l'ha detto. Madre? Io? Sì, ma non disperarti. Questo tuo figlio non vedrà mai la luce. Non vedrà mai la luce? No, questa sciagura non ti colpirà. Questo tuo bambino... Il mio bambino? Anche tu sarai salvata. Il delitto di cui sei stata vittima non avrà conseguenze. Il mio bambino. Signorina Clara, venga giù. La signora Contessa aspetta. Signorina. Vai.
Clara, che hai? Perché non dormi? Luisa, che intendevi dire prima? Cosa vuoi fare del mio bambino? Vuoi portarmelo via? Sì, certo. Questa creatura non deve nascere. Deve nascere. No! No. Che cosa dici? No, non voglio. Ma come? Vuoi essere madre senza essere sposa? Vuoi dare la vita a una creatura che non ne ha il diritto, che rovinerebbe la tua vita, il tuo avvenire? Non capisco quello che dici. È un essere mostruoso quello che hai in te. Ma è mio figlio! Ma pensa all'avvenire, pensa a Franco che ti vuole tanto bene e che desidera farti sua sposa. Se mi ama, Franco mi capirà. Appunto perché ti ama non ti capirà e non potrà mai capire. Rifletti. Il padre di questa creatura non è che un ignobile soldato ubriaco, una bestia, non un uomo. Non so, non voglio sapere. Ma non senti vergogna, dolore, rimorso? No, non sento né vergogna, né dolore, né rimorso. Sento solo la creatura che vive in me. Basso. 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 Unser ist tot. Schau, der Italiener wollte ihm zu trinken geben. Sieh nach, ob der Italiener noch am Leben ist. Ja, er atmet noch. Tragen wir ihn fort. Vielleicht rettet er sich. So, hier. Behutsam. Ober. Losrichten. Che c'è? Che succede? Una donna che sta male. Stiamo per avere un viaggiatore di più. C'è un medico? No. Un ostetrico? No. C'è un medico qui? No. No.
Un sorso di cognac le farebbe bene. Caffè caldo. Così, un caffè caldo. Un po' di caffè. No, non può prendere nulla, poverina. Mi aiuti a sollevarla? Sì. Tenga. Ehi, ma non deve mica averlo lei, il bambino. Io credevo... C'è un medico lì? Beh, senza... Io sono veterinario, se posso essere utile. Ma che, c'è una donna che sta per partorire? Ah, beh, allora... Ma per questo non serve il medico. Vengo io. Venga, signore. Dov'è? Di qua. Oh, eccomi qua. Si calmi, cara. Chi non è addetto ai lavori, via di qua. Via. Cos'è da curiosare lei? Ma io via, volevo aiutarvi. Non ci mancherebbe altro. Via lei. Qui non si può perdere tempo. Faccia presto. Avevamo capito. Aiutate questo vecchio. Ma come vecchio? Ma che vecchio? Sì, giri. Avanti, compare, da sta parte. Via, quella no, è la cognata. Ah, scusi, signora. No, esco anch'io. Ho bisogno di aria, soffoco. Ecco. Non abbia paura. Strilli pure, va bene. Aiuta. Luisa! Ma dov'è la cognata? È scesa a prendere un po' d'aria. È delicata, poverina. Che egoismo. No, l'ho fatto per la figlia. Per non impressionarla. A ogni parto della mia moglie mi sono sempre reso di grande utilità. Che lo sa qual era il compito mio? Quale? Andare a scaldare l'acqua e portargliela. Cosa? L'acqua calda. È incredibile quant'acqua calda ci vuole per mettere al mondo un bambino. E quanti ne hai le fioi? E ne ho 4. Oh, miserie. Mi senza offesa non passo per vantarmi che ne ho avuti 7. Salute! Che ne ho preparata di acqua calda. Però un giorno mi sono incorto dell'imbroglio. Dell'imbroglio? Sì, ho letto solo un giornale. Che siccome quando la donna partorisse, noi altri uomini siamo nervosi, sì, siamo un pochetto fastidiosi, e ora inespedisse a scaldare l'acqua. Davvero? Oh, Madonna di Montenero, io che mi ero illuso di essere stato d'aiuto per 4 volte. Andiamo a domandare se manca tanto. Sì. Spasina! Spasina! Oh, Spasina! Spasina! Oh, sarà sposa! Che c'è? Che volete? Si vorrebbe sapere a che punto siamo, Fra no? poco. Ehi, aspettate. Un momento, già che sono qui, vedono un po' se è possibile farmi avere un bel pentolone d'acqua calda. Che hai visto? Andiamo a pigliare l'acqua calda. Mi raccomando che sia bollente. La si figuri, ormai ci siamo specializzati. È maschio! È maschio! È maschio! Signora! Momento! Ecco l'acqua calda! Ecco l'acqua calda! Grazie, ma adesso non serve più. Hai visto? Noi altri non serviamo più a niente. E tu che compare avanti e ciao. Quella che vuole
Buongiorno, signora. Buongiorno. Eccomi. Clara è di sopra e l'aspetta. E lei non viene al battesimo? Non posso, ho molto da fare. Anche a casa mia pareva ci fosse stato il terremoto. Non ho un momento di riposo. Clara lo sa. Già, capisco. Ah, guarda quanto sei bello. Ma sì, è un gran bel bambino. La gente può forse odiarlo, ma se lo vedono. Siete ancora qui? Ah, siamo pronte. E tu, Luisa, non vieni? No, io non vengo. Ho deciso di andare a riprendere Mirella. Domani la riporterò qui. Mirella ritorna. Chissà cosa dirà quando vedrà il bambino. Non potrà dir nulla. Povera Mirella, non potrà dir nulla. Luisa, non puoi volerci un po' di bene. Non puoi perdonarci. Che cosa ti abbiamo fatto? Che cosa ti ha fatto di male questo povero essere perché tu debba odiarlo tanto? Non è per me, vedi, ma è per lui. Fagli almeno una carezza. Non puoi. Che cosa ti costa? Un bambino così disgraziato. Clara, perdonami, non posso. Non posso. Tanta paura di incontrare qualcuno. Anche se incontrassimo qualcuno, che male c'è? Su, non bisogna aver paura di niente quando si è accompagnati da un cavaliere come questo. Una mia compagna di scuola con la mamma. Torniamo indietro. Stia qui. Fausta, ho perduto il fratello. Guarda, mamma, c'è Clara. Non salutare. Ha visto? Non mi salutano nemmeno. Meglio così. Non abbiamo bisogno del loro saluto. Cavaliere il diritto di star più nel paese, portarci in quel modo il potere. E che se totalmente tuo passo, si de Deus, eterna giustizia della tua sangue, aspettando la tua Ioanne, sei io senza vera me, la stessa la condizione Eius, ex Deo, lo Spirito, e tutto l'altro Spirito Santo, paraclito, santificante, e sei, aci, e sì, Dovrebbe vergognarsi. quando dovreste vergognarvi voi, invece. Uscite. Uscite. Ioannes,
accipe, sal sapiense, propitiatio seditivi in vitem aeterna. Amen. Pastecme. Mio fratello l'hanno ammazzato come un cane. E il figlio degli assassini viene benedetto in chiesa. D'altronde il bambino deve essere battesano. Non sono innocente. E anche la mamma. No, non è vero. La porta quasi in trionfo, quel bastardo. Ringrazia il cielo che ho le mani occupate. Andiamo. Zitta, Teresa, per favore. Sta venendo Luisa con Mirella. È oggi che doveva riportarla a casa. Perché si è fermata? Vuol vedere se Mirella riconosce la casa. Non ti ricordi più la fontana coi pesciolini rossi? Non te la ricordi? Vieni, Mirella, entriamo in casa. Forse lì ti ricorderai e parlerai. Vieni. Niente, non riconosci. Mirella, ti ricordi qualcosa? Ma è possibile che non ti ricordi di nulla? È la tua casa questa. La tua camera, la ricordi la tua camera? L'orologio. Ti piaceva tanto. La mamma l'ha fatto aggiustare. Era rotto. Nei braccetti della mamma, fai la ninna, fai la nanna. Mirella, cosa fai qui? Va subito via, cara, la mamma non vuole che tu stia qui. Vai, cara, vai via. Mirella. Mirella. Vieni via. Luisa. Ci volevamo bene come due sorelle. E adesso perché? E me lo domandi? Non capisci che per colpa sua il tuo avvenire è distrutto? E non basta. Distruggerà anche il mio e quello di mio marito. Claudio deve tornare. Vedendo te con quella creatura capirà tutto.
e il mio sacrificio sarà stato inutile. A Claudio diremo che tu ti sei potuta salvare. Gli parlerò, io lo convincerò. No, non ti crederà. Sospetterà sempre la verità. E poi anche se Claudio si convincesse, sono io che... Avanti, dillo. Dillo, abbi il coraggio di dirlo che sei tu che lo odi. Che odi un bambino, tu che sei madre. Sì, lo odio. Lo odio, appunto perché sono madre. Chi ha messo al mondo lui è lo stesso che ha fatto di mia figlia un'infelice per tutta la vita. Non potrò sentirlo chiamarti mamma, mentre mia figlia non mi chiamerà mai più. Lo odio perché voglio dimenticare quella orribile notte. Farmi perdonare da Dio il mio peccato mortale. Che invece lui, con la sua presenza, mi ricorderebbe sempre. Clara, ti supplico, sei ancora in tempo. Hai voluto che nascesse, posso capirlo. Ma perché ostinarti a tenerlo con te? Potremmo metterlo in qualche istituto, dove non gli manchi nulla. Col tempo Franco dimenticherà. Tutti dimenticheranno. Non vuoi? No, non ha che me. Non ha che la sua mamma. Prego, sono per voi. Grazie. Anche questi sono per noi? I fiori, certo. Allora, se permettete. Sono per te. Pochi e brutti. Non ho trovato di meglio. Grazie, Franco. Ma ora, dimmi di te. Io non so nulla, non mi dici nulla. È accaduto qualche cosa di grave a qualcuno? A Luisa? No, Franco. No, Luisa sta bene. Mirella non parla più. Non parla più. Ma come? Quando? Per spavento. Quella notte che noi fuggimmo, sono venuti qui i nemici. Lo so. Ma non in questa casa. Vero? Sì, Franco. La nostra casa è stata invasa. E abbiamo passato delle ore terribili. Io, Luisa, Mirella, sole. E non hanno avuto pietà. Capisci? Non hanno avuto pietà. No, buono, caro, buono. Vuoi dire? Ma no. No. Dimmi che non è vero. Non è vero. Ma parla. Ma parla! Come dirti? Franco, abbi pietà. Cosa? Tu hai un figlio. Un figlio del nemico. No, non maledirlo anche tu. È questo il tuo primo pensiero. Ti preoccupi per lui. Parla, ti dico.
Parla, voglio sapere come e quando. Non so. So che deliravo, non capivo più nulla. Mi hanno preso con la violenza. Forse aveva ragione Luisa. Avrei dovuto fare come lei, ma non potevo, no, non potevo. C'è stato qualcosa più forte della vergogna, qualcosa di sacro. Come una voce, forse la voce di Dio che mi diceva no, non uccidere, la maternità è sacra. Che rovina la nostra vita. Che rovina. Franco, lo so, se non fosse per il bambino, vedi, io vorrei morire. Ma come faccio a lasciarlo così piccolo? E poi perché? Perché non deve vivere anche lui ed essere felice come gli altri? Cosa ha fatto, povero innocente, per essere odiato così? E questo è tutto quello che trovi da dirmi? Torno qui da te vivo per miracolo. Torno per chiederti se vuoi essere mia moglie. E tu? Non basta averli combattuti sul fronte, quei maledetti. Dobbiamo anche averli per sempre, perfino nelle nostre case. Ma questo non sarà perché piuttosto io No, Franco! No. Abbi pietà, uccidimi, ma non fare del male a lui! No, amore mio, no, non lasciarmi. Se mi abbandoni anche tu, cosa mi resta? Franco! 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 Vorrebbero che io ti lasciassi, ma io non ti lascerò mai. Tu avrai la tua mamma come tutti gli altri bambini. Che importa tutto il resto? Tu sei mio figlio. Mio figlio.
mia. Ma ritroveremo, Clara, ritroveremo il bambino e staranno sempre con noi. Li terremo sempre con noi. Torneranno, vedrai. Le nostre truppe hanno occupato Trento e sono sbarcate a Trieste. Il tricolore sventola da oggi sul Palazzo del Buon Consiglio e sulla Torre di San Giusto. Tesoro, papà, torna, torna! Gridalo a tutti che la guerra è finita! La guerra è finita! C'è l'armistizio! La guerra è finita! C'è l'armistizio! Andiamo a rendere grazie al Signore! Luisa! Franco! Signora Luisa, Franco! cos'è successo? Clara, la cerco da stamani, è scomparsa col bambino, ho tanta paura. Paura di che? Le ho fatto del male, Franco. Tanto male. E voglio dirglielo. Voglio chiederle perdono prima che sia troppo tardi. Sì, bisogna cercarla. Non perdiamo tempo. Viva Italia! Cittadini! L'amico oste, per festeggiare l'armistizio, offre da bere a tutti e senza far pagare niente! Oh! Senza schei, fioi dei cani, sotto! Demo! Via! Buttalo fuori! Non voglio in casa mia quel bastardo! Zitto! Finiscila! Mi perdoni, è una bestia mio marito. E poi stasera hanno bevuto. Sono tutti ubriachi pazzi. Devo andare via, vero? Sì, è meglio così. Quando ha bevuto non ci si ragiona. E dove andrò? Non si preoccupi. L'accompagnerò io da mia sorella. Lei è vedova per sua fortuna. Ancora qui? Che aspetta ad andarsene? La devo buttare fuori io con le mie mani? Tu non butti fuori nessuno. E domani faremo i conti. Vattene. Andiamo. No, tu resta. No, no, non sono una bestia come te. Non la lascio andare sola in una notte come questa. Tu resta, ho detto. Andiamo. Amore, amore mio. Venga. Una volta per sempre. Torna a casa, disgraziata. Di, Pietro, che ti è scappata la moglie? Guardatela lì, s'è rimpampita. La prezza a quella svergognata. Teresa, andiamo via. Ho paura di questi quattro ubriaconi. Satti, sei qua? Egoista il battesimo di quel bastardo. Ora le mani le hai libere. Vediamo cosa sai fare.
Questa sa fare! Smettetela, donne! Vattene! Finissila! Guardatela tutti, la cantarellina! Si è divertita coi nemici, lei! Dicelo chi è il padre del tuo bambino! Su, vediamo se te lo ricordi! Cosa aspettiamo? Tempi, forza! È un'altra spiona! Vai in calego, spiona! Spiona! Dammi il bambino! Guarda come si veste bambino, Parone! Parone, fate simulo col vino perché se ne smentichi la pira del spione! No, non c'è nessuno. E dove è andata? Non lo so, ha litigato col marito e poi è uscita. Ma non c'era con lei una ragazza con un bambino di pochi mesi? Sì, mi pare. Dio sia lodato, è Clara. E per dove sono andati? Verso la piazza. Grazie. Presto, presto. Cittadini, se è il momento del battesimo. Dove il vino? Dove il vino? Che battesimo qua? No. Lascia il bambino, devo battezzarlo. Devo battezzare il bambino. E devo battezzare il bambino. E disgraccia, spiona. Lasciatemi passare! Lasciatemi passare! Signorina Clara! Signorina Clara! Assassini! Assassini! Il mio bambino! È salvo il mio bambino! Clara, Clara, perdona. Perdonaci. Clara. T'abbiamo fatto tanto male. Perdonaci. Luisa, il mio bambino. Ti raccomando, il mio bambino. Lui è innocente. Sì. Giurami. Quando io non ci sarò più, sarai tu la sua mamma. Sì, te lo giuro. L'amerò come un figlio, ma tu guarirai. Voglio vederlo un'altra volta. Padre, facciamo presto, per favore. Franco Florian, vuoi prendere in tua legittima consorte Clara Marino, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Clara Marino, vuoi prendere in tuo legittimo consorte Franco Florian, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Ego coniungo vos in matrimonium, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Clara, perdonami se ti ho fatto del male, ma ti amavo, ti ho sempre amato. Tu guarirai, dimenticheremo tutto e saremo felici come abbiamo sognato insieme tante volte. Ricorda.